Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Friulandia, lo sport tra gli amatori. Quest'oggi abbiamo in studio i rappresentanti dell'Atletica Buia, rappresentata dal signor Ennio Della Mea, che è un dirigente di questa società, e un atleta, Carlo Spinelli. Con loro affronteremo una nuova disciplina, più che nuova, una vecchia disciplina che sta riscuotendo sempre più successo, che è il podismo. Intanto buonasera ai nostri ospiti. Buonasera. Ennio, intanto quali sono le tue esperienze, da dove arrivi? Raccontaci un po', il tuo passato sportivo e organizzativo, naturalmente. Sì, io ho iniziato chiaramente a praticare l'atletica leggera da giovane, ragazzino, insomma, e poi pian piano col passare degli anni mi sono appassionato anche alle questioni più legate all'organizzazione di eventi e di gare. Poi alla fine degli anni 90 è nata da me e da altre persone l'idea di fondare la Maratonina di Udine, e che poi ha avuto il suo clou con l'organizzazione del mondiale di mezza maratona nel 2007, e poi insomma sempre nel campo dell'organizzazione di eventi di running ho fatto anche altre cose, tra cui la gara e adesso, di cui parleremo. Va a far crescere una nuova associazione, tra virgolette, che è l'associazione di Buia, la quale è in auge da 25 anni, no? Però da 10 anni solamente ha acquisito una certa rilevanza, una certa importanza nelle varie manifestazioni. Cosa è cambiato, rispetto ai primi 15 anni a Buia? Cioè, c'è stata una nuova organizzazione, c'è stato un nuovo stimolo per creare qualcosa di nuovo? Diciamo che nel corso degli anni sono cambiate anche un po' le figure di riferimento a livello dirigenziale dell'associazione, mentre all'inizio gli obiettivi erano altri. Man mano che la dirigenza si rinnovava, si orientava sempre di più verso lo sport del running, che ha preso piede negli ultimi anni in maniera abbastanza, come dire, vistosa nel panorama amatoriale. La società di Buia è nata con scopi prettamente amatoriali, però è chiaro che al giorno d'oggi organizzare eventi significa, per chi ha una certa passione, farli con una certa ricercatezza, con una certa un certo quali livello, altre insomma. discipline promuove l'Atletica Buia, oltre al podismo, che da quello che ho capito è la parte principale delle sue... Diciamo che adesso il podismo è diventata l'attività primaria dell'Atletica Buia. Tempo fa, insomma, l'Atletica Buia si era anche avvicinata al calcio, chiaramente, perché è lo sport più popolare, quindi attira di più, però diciamo che ormai l'Atletica Buia si è focalizzata soprattutto sull'atletica leggera. E invece il Carlo Spinelli da quando fa parte di questa associazione? Allora, io a Buia sono arrivato nel 2008, sono rientrato dopo 10 anni di esperienza in Emilia Romagna, correvo con una squadra di Bologna, del Castel San Pietro, e penso di aver dato un apporto qualitativo all'Atletica Buia assieme ai vari Tamigi, Tiussi, che sono due personaggi di spicco che vanno per la maggiore adesso nel podismo, e abbiamo raggiunto delle insperate finali nazionali a livello di cross assoluto, nonostante tutto che siamo una squadra master, appunto, e adesso speriamo, oltretutto abbiamo fatto anche 5 anni come squadra, 5-6 anni come squadra master più, e quindi pensiamo di aver fatto molto bene. Sono 26 anni che corro a piedi. E penso Quali sono le corse che prediligi?
Sono partito con la pista, a dire la verità, 1500-3000, e poi mi piace moltissimo comunque la strada, correre su strade, le corse a tappe dove mi esprimo al meglio perché ho tempi di recupero molto buoni. E poi l'ora in pista, che penso che sia il mio fiore all'occhiello, dove ho un'ottima prestazione a livello italiano. Ennio, proponete, dicevi, molte corse campestri, maratone, eccetera. Quali sono le corse che vi hanno dato maggior soddisfazione? So che ad esempio c'è quella di Faedis, no? Che si corre in salita, che ha Faedis parecchio Canebola, successo. sì, è una gara ormai storica nel panorama del podismo amatoriale della provincia di Udine, è conosciuta a livello regionale, direi in maniera molto diffusa. L'Atletica Buia l'ha rilevata da diversi anni e diciamo l'ha anche riqualificata sotto l'aspetto organizzativo. È una gara che si corre il 1° novembre, quindi nella fase calante della stagione, ma forse anche per questo motivo qua, mi confermerà anche Carlo, ha sempre avuto un grande richiamo, una folta presenza. E anche la maratonina di Buia, se non ricordo male, fa parte la delle maratonina di Buia, sì, è diventata un po' un appuntamento tipico, anche quella si corre l'8 dicembre, quindi una festività particolare. È diventata una grande festa, anche perché da qualche anno l'Atletica Buia la organizza sul Monte di Buia, che è un posto molto suggestivo. Lo conosco, anche gli amici della Lega Calcio lo conoscono perché di solito noi facciamo una coppa definita Coppa Giovani e sul Monte di Buia noi facciamo la giornata finale, e quindi la struttura è ottima e il posto è molto bello, quindi la conosciamo molto bene, penso anche i nostri amici telespettatori la conoscono. Martina, hai qualche curiosità da... Sì, per molti anni avete ottenuto uno dei trofei più significativi a livello regionale, la Società Più. Quali sono i risultati che avete ottenuto per ricevere questo grande attestato? Ma direi soprattutto, questo deriva soprattutto dal fatto che l'Atletica Buia ha un po' catalizzato gli atleti nel campo amatoriale che si distinguevano a livello di risultati in maniera, come dire, più vistosa. Questo sicuramente è uno dei fiori all'occhiello dell'Atletica Buia perché, insomma, bene o male nelle prime posizioni qualcuno dell'Atletica Buia c'è sempre nelle gare podistiche locali. Sì. Carlo ne è un esempio. Che tipo di preparazione fa Carlo per rimanere sempre a questi livelli? Perché così dicono che l'età anagrafica, diciamo, non sia più... Sono 47. 47, quindi sei giovane ancora, insomma, puoi correre ancora per moltissimi anni. Io col passare degli anni ho imparato a gestirmi, a non strafare, e ritengo che la cosa principale, appunto, quando vanno avanti gli anni non bisogna strafare. È molto importante la preparazione invernale fatta di stretching, lavori muscolari e finalizzarla poi con delle brevi salite in ripetuta per poi trasformare il tutto in primavera con i primi caldi, però sempre senza strafare perché sennò ci si rischia di fare male. Se posso inserirmi, devo dire che Carlo già da ragazzino, perché correvamo insieme, poi io lo vedevo sempre davanti, quindi, ha sempre avuto una grandissime qualità a livello proprio di performance, quindi diciamo che una dote naturale sostanzialmente. Quando si ha qualche numero in più è chiaro che la fortuna è trovare la strada giusta nello sport. Quindi tu non sei stato attirato come molti ragazzini dal calcio? Giocavo a pallone con la Donatello fino a 18 anni, poi per lavoro sono andato a lavorare a Spilimbergo e da lì la mattina, siccome lavoravo come barista, facevo mezz'ora di corsa e per caso proprio sono arrivato alla corsa, diciamo. Ho vinto una non competitiva senza sapere né come né perché, da lì mi hanno visto e mi hanno portato dentro. Ennio, l'Atletica Buia ha un settore femminile anche? Ci sono delle ragazze che fanno questo? L'Atletica Buia è una delle società con il maggior numero di tesserati, ha 160 tesserati, di cui 40 donne. Se teniamo conto che nel panorama attuale il rapporto è di 1 a 3, direi che è molto buono. Tra l'altro, insomma, una presenza abbastanza qualificata. Massiccia anche rispetto anche a livello numerico. E niente, innanzitutto diamo un appuntamento ai nostri amici telespettatori per la prossima settimana perché sempre con Ennio Della Mea affronteremo una novità, un giro
podistico, no? Così definito, sì, che fra poco si terrà proprio a Udine, ed è una grande manifestazione ed è la prima credo in Italia, correggimi se sbaglio, per cui daremo ampie notizie su questo tipo di manifestazione. Nel contempo diamo la parola ai nostri inserzionisti e passiamo la parola naturalmente alla pubblicità. Rieccoci in studio, abbiamo cambiato gli ospiti, naturalmente dall'atletica passiamo al calcio, in rappresentanza dei Carioca e degli Sbregabalon abbiamo Luca Felettig, David Lestuzzi e Paolo Dosualdo, che sono giocatori, dirigenti, no? Un po' di tutto fate da quello che ho percepito prima della trasmissione. Allora, David, tu sei uno intanto dei soci fondatori del Carioca, no? Una squadra che da parecchi anni ormai sulla cresta dell'onda. Com'è nata l'idea di costituire la squadra e soprattutto come nasce questa denominazione Carioca? È ispirata un po' al Brasile? Ma sì, diciamo più una goliardata per quanto riguarda la denominazione, è una cosa che è nata così un po' estemporaneamente in una riunione pre-campionato. Diciamo che ci siamo trovati a fare dei tornei estivi e eravamo un gruppo di amici più o meno tutti con esperienze amatoriali e un torneo estivo che fra l'altro abbiamo perso in finale ai rigori, ci siamo talmente trovati bene assieme che abbiamo pensato di proseguire l'esperienza creando una squadra nuova e iscrivendoci al campionato ovviamente. E quanti anni è che siete ormai diciamo il primo anno risale al 99, ecco, la fondazione della squadra vera e propria, e abbiamo fatto sempre campionati di calcio collinare e quindi sono 13 anni adesso. In tutti questi anni sono passati parecchi atleti, no? Quali sono stati quelli che hanno lasciato il segno, quelli più rappresentativi o quelli che secondo te hanno dato un segno tangibile? Secondo me rappresentativi lo sono stati tutti finché hanno partecipato a quella che era il nostro spirito, quello di stare assieme, di divertirci e di fare uno sport che ci piace. Chiaramente c'è chi magari ha avuto un po' più di fortuna perché era un pochettino più bravo e quindi magari ha lasciato un po' il segno, ma a parte il nostro capitano qui, Luca Felettig, che è uno degli anziani ormai, nonostante la giovane età dei giocatori dei Carioca, potrei nominare anche altri giocatori come Maestruti Loris, che è stato uno dei nostri presidenti anche in passato, e dopo abbiamo avuto anche la fortuna di avere un ricambio, diciamo, abbastanza prolifico e quindi i giocatori che sono passati sono stati parecchi. Quest'anno il mister è Paolo Dosualdo, no? Sì. Paolo, cosa dici di questa squadra, questi Carioca, che quest'anno hanno faticato, hanno avuto degli exploit, poi sono ritornati un po' nell'ombra? Ma io ho ereditato la squadra da David. Quindi lui era il vecchio mister, sì, la causa che sua. Ha fatto il grosso del lavoro, certo, mi ha messo nei binari, mi ha cresciuto, poi mi ha detto, e poi alla fine mi ha affidato i ragazzi. Sostanzialmente cambia poco, nel senso che siamo un gruppo di amici, quindi il calcio è una parentesi all'interno di un'amicizia. Cosa penso? La cosa bella di noi è che siamo tutti amici, non c'è una persona che non possiamo chiamare amico tra di noi. Chiaramente quando vai in campo tu vuoi vincere, no? Quindi sei esigente da un punto di vista tattico, lasci libertà tipo agli attaccanti, oppure diciamo poca. Sei abbastanza rigido nei tuoi dettami? Ma io personalmente vorrei essere rigido in difesa e libero davanti. E poi invece c'è un'anarchia che spesso si produce in spettacolo e quindi va bene così. Abbiamo il bomber che gode di questa libertà come pochi altri e abbiamo qualche genio incompreso o più compreso, insomma, che compensa le lacune degli altri. Quindi tu, la tua teoria è prima offendere e poi difendere o viceversa? Io sono un convinto zemaniano. Quindi sempre all'attacco, sempre all'attacco. Comunque vada. E quando un giocatore ti sbaglia una diagonale difensiva, non rispetta una posizione in campo, cosa pensi? Beh, ecco, cosa penso è diverso da cosa dico, innanzitutto. Cosa penso me lo tengo per me. Cosa dico? Cerco di incitarlo e di correggere al volo l'errore che ha commesso. Allora, raccontaci da un punto di vista tattico come giocate, così scopriamo per le ultime due giornate, no? Mancano di campionato. Beh, ma c'è la Coppa Friuli dopo. Ah, puoi fare anche la Coppa Friuli, quindi scopriamo un po' le carte, no? Scopriamo le carte dando un vantaggio psicologico agli avversari, esatto.
Noi giochiamo con un portiere che è fondamentale, poi giochiamo con una difesa a 4, con 2 terzini giovani che corrono, e un centrocampo a 3. Dopo inizia la fase di fantasia, che c'è un trequartista che è il perno della squadra, e 2 punte che sono prolifiche. Che sono una delle quali è Feletis e l'altra? L'altra variano, ruotano attorno alla figura del nostro capitano, sono Vianello, sono Dosvaldo, sono Grion, che è molto bravo, sì, sono Gorenzak. E Grion e Feletis poi giocano anche nel calcio a 5, esatto. Perché non dimentichiamo che il Carioca si è sdoppiato, no? Ed è nata anche una società che si chiama Sbregabalon. Luca, perché Sbregabalon? Perché è molto difficile da spiegare, nel senso che 3 anni fa, quando abbiamo deciso di aprire questa seconda branca dei Carioca, alcuni ragazzi appunto che giocano anche al calcio a 11, insieme ad altri amici che prima si dedicavano semplicemente a partite di oratorio o comunque a partite del sabato pomeriggio, hanno deciso di iscriversi al campionato di calcio a 5 del Friuli Collinare. E dopo un'estate passata a chiedersi come chiamare la squadra, con quale spirito anche affrontare le competizioni, un ragazzo se ne è venuto fuori dicendo andiamo a giocare a Sbregabalon. Da qui il nome un po' ironico, un po' che ci prende in giro noi stessi, e ci siamo iscritti con questo nome e da 4 anni ormai calchiamo tutte le palestre del Collinare in cerca di risultati e divertimento più che altro, ecco. Bene, ci stoppiamo un attimo, adesso andiamo a vedere un servizio che ha realizzato Martina, ha intervistato Fabrizio Petuello, che è il vicepresidente della Lega Calcio Friuli Collinare, ci parlerà di regole e filosofia della Lega Calcio Friuli Collinare. Parliamo di crediti formativi. È un'innovazione, quali sono gli obiettivi? I crediti formativi sono stati introdotti quest'anno e servono soprattutto, prevalentemente a riconoscere una preparazione dei dirigenti. Il nostro obiettivo è quello di dare una migliore preparazione dei dirigenti sulle varie materie. Abbiamo trattato quest'anno molte materie, da tutte le materie regolamentari, le materie sulle regole del gioco, quelle sulla tutela sanitaria, e gli aspetti fiscali, tributari delle associazioni, gli aspetti giuridici. Insomma, abbiamo trattato a 360 gradi tutte le questioni che riguardano l'attività amatoriale. Durante queste lezioni abbiamo spiegato tutti gli aspetti prevalenti di queste materie e abbiamo riconosciuto ai partecipanti dei crediti formativi. Le squadre cui dirigenti avranno partecipato a un maggior numero di lezioni e quindi ha ottenuto un maggior numero di crediti formativi avranno il vantaggio di avere delle agevolazioni fiscali, delle agevolazioni pecuniarie ai fini del pagamento dell'iscrizione ai prossimi campionati. Quindi i più bravi, i più quelli che sono più preparati potranno portare in dote alla propria squadra dei crediti formativi che consentirà a questa squadra di pagare meno la quota di iscrizione. Luca, lo scorso anno avete vinto la Coppa Amatori, quest'anno siete nel gironcino, diciamo, per poter vincere il campionato, no? Qual è il segreto di questa escalation? Allora, di escalation non parlerei innanzitutto, nel senso che diciamo, l'anno scorso abbiamo un po' cavalcato l'onda. Siamo giovani, nel senso, a livello di squadra e anche di iscrizione alla Lega Calcio Friuli Collinare. Siamo partiti 4 anni fa prendendo grandi batoste in tutte le palestre, in tutti i campi di calcetto del peso della regione. Poi un po' via via abbiamo scremato anche le persone, sono arrivati dei ragazzi nuovi, ma sempre comunque senza esperienza calcistica alle spalle, quindi tutti amici che hanno voglia di fare 4 tiri e divertirsi. L'anno scorso appunto abbiamo inanellato una serie strepitosa secondo me di risultati che non ci aspettavamo neanche noi, ci hanno portato a giocare alla fase finale e una volta arrivati alla fase finale secondo me ognuno di noi ha tirato fuori quel qualcosa in più che ci ha portato poi alla vittoria finale. Ecco. Siamo stati molto contenti perché non ce l'aspettavamo proprio per niente ed è stata una gioia per tanti di noi. Quest'anno abbiamo ripreso da dove avevamo finito l'anno scorso, nel senso che non ci siamo posti nessun obiettivo, anzi non pensavamo neanche di riuscire a ripeterci, invece a quanto sembra abbiamo fatto meglio dell'anno scorso perché siamo anche passati nel gironcino appunto che conta nella fase del campionato.
che comincia tra l'altro fra 2 giorni, venerdì. Non ci aspettiamo niente neanche quest'anno, io sicuramente penso sarà dura ripetersi, ma insomma ci giocheremo le nostre carte. Insomma. Sì. Martina, hai qualche domanda da chiedere al Bomber qua? Tu sei capitano e goleador di questa squadra. Quali sono le squadre che hanno bloccato la tua vena realizzativa e che difensore hai sofferto di più? Ma allora, parto dal difensore che ho sofferto di più. Sicuramente, diciamo, per le mie caratteristiche di gioco, essendo un brevilineo comunque che fa della velocità la sua caratteristica e arma principale, quando trovo un difensore roccioso che ti fa sentire sulle caviglie già dai primi minuti come andrà la partita, soffro. Sicuramente è anche vero che poi quando trovi, soprattutto andando avanti con i campionati, giocatori giovani che comunque ti marcano e con la velocità stanno duri al pezzo, diventa un po' tutto impegnativo. Comunque diciamo sicuramente il difensore fisico è quello che soffro di più. E a livello di come giochiamo, come diceva prima il mister, noi abbiamo anche, ci dà ampia libertà nel reparto offensivo e soprattutto gioviamo del fatto di avere alle spalle un trequartista che è un ragazzo che ha giocato invece a calcio e sa come muoversi e come imbeccarci, e traiamo molto giovamento dai suoi passaggi. Una curiosità invece che mi è stata posta da qualche squadra, sì. Dicono, questa è una cattiveria forse, che lo Sbregaballon quando incontra squadre vecchiette gioca nel campo grande e quando incontra squadre giovani gioca nel campo più piccolo. Parliamo del palazzetto di Cividale che si presta a che tra l'altro secondo me, lo ribadisco, è uno dei più belli campi esatto, è il più bello in assoluto probabilmente. Beh, guarda, c'è questa, diciamo, questa voce di corridoio. No, diciamo. È una voce di corridoio che posso anche confermare, nel senso che comunque fa parte anche questo secondo me dell'adattarsi alle squadre, no? Come magari quando nel calcio 11 trovi una squadra arroccata in difesa, giochi più offensivo, più propositivo, o al contrario quando trovi una squadra che gioca col tridente metti un difensore in più, allo stesso modo è una tattica anche quella, nel senso che comunque noi abbiamo per fortuna nostra unica caratteristica dei giocatori di calcetto, la velocità, cerchiamo di sfruttarla quando c'è possibile. Ecco. Quindi i vecchietti arrivano, poi finiscono con la lingua che puliscono praticamente il parquet. Si fanno 2 servizi in uno, no? Sì. Risparmiamo anche sulle pulizie della palestra. Esatto. Perfetto, un'ultima domanda velocissima, in campo amatoriale avete un sogno? Magari uno alla volta, così per... Posso partire io che penso di interpretare anche il pensiero di mister Dosualdo, che è la promozione in seconda categoria dei Carioca. Ecco. E cosa vi manca per raggiungerla? Cioè da un punto di vista, diciamo così, dell'organico, c'è qualche... A parte il Bomber che l'avete, ma... Sì, ecco, un compagno al Bomber, un compagno perché al Bomber. Finora i pesi delle marcature sono tutte sobbarcate da lui. Avere una spalla per lui, ecco, sarebbe buono. Anche perché comunque la fase difensiva mi pare sia buona, no? Perché se non ricordo male siete una delle squadre che ha preso meno gol. Insomma, sì, esatto. Diciamo non siamo mai stati una squadra materasso in tutti i nostri campionati, abbiamo sempre fatto la nostra bella figura. Però quello che è strano è che alternate, no? Prestazioni di un certo tipo con magari... Forse non siamo un'attrattiva per quelli che smettono di giocare dai campionati maggiori e difficilmente vengono a giocare nei Carioca, quindi noi ci adattiamo con persone che hanno poca esperienza sulle spalle, quindi qualcosina quello ci che manca. dicevate prima, il gruppo di amici. Senz'altro. Però 1 o 2 personaggi, diciamo, con un po' di classe farebbero senz'altro quella differenza che ci aiuterebbe a fare il saltino di qualità. Ultima domanda velocissima, campionato amatori, quali sono le squadre del tuo girone di adesso che temi di più in ottica di volata finale? Beh guarda, ho visto proprio pochi minuti fa il girone e il calendario, devo dire che sono tutti avversari che rispettiamo e che sicuramente ci faranno sudare 7 camicie. Certo è che non possiamo non considerare la Pizzeria al Baffo e la Rivignanese come 2 favorite, anche perché sono fra le squadre che ogni anno si giocano lo scudetto, diciamo, quindi è logico che siano loro 2 quelle che temiamo di più. Bene, erano gli amici del Carioca / AS Bregaballon, noi abbiamo concluso, ci vediamo la prossima settimana e non dimenticate di rimanere sintonizzati sulle frequenze di FVG Sport Channel.